Nell'ambito dell'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento si è svolto sabato scorso il premio internazionale Empedocle per le scienze umane in memoria del magistrato Paolo Borsellino, giunto alla 26ª edizione. Tra le sessioni dei premiati, il primo quello relativo alla migrazione in una realtà globalizzata. Il premio è andato a Monsignor Silvano Maria Tommasi, membro del Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. La seconda sessione, quella relativa alla missione del giusto nelle deportazioni, negli esodi e nelle migrazioni, il premio è andato al dottor Pietro Kuciukian, console onorario della Repubblica di Armenia in Italia. Quindi la terza edizione, quella dedicata al magistrato Paolo Borsellino. I premiati sono stati il dottor Ennio Petrigni, magistrato procuratore aggiunto al Tribunale di Palermo, la dottoressa Alga Fescià, presidente dell'ONG Gandhi, dottore Giovanni Pellegrino, colonnello dell'Arma dei Carabinieri della provincia di Agrigento. Quindi un conferimento della menzione speciale della città di Agrigento è andata a Sua Eccellenza Monsignor Enrico del Covolo. Quindi, per terminare, il gemellaggio tra l'Accademia Studi Mediterranei e quella bonifaciana. Ma l'impegno è gigantesco e io lo dico sempre, mi stupisco della costanza, della tenacia, dell'energia che la professoressa Assunta Gallo Afflitto sprigiona, delle forze anche intellettuali che dedica all'organizzazione di questo evento alla fine dell'anno, che è sempre un momento culturale di riferimento per Agrigento. Ieri abbiamo parlato dei giusti, oggi continueremo ad occuparci di temi fondamentali come l'immigrazione, come il ruolo del giusto in alcune fasi critiche della società, e poi ci sarà la sezione dedicata al giudice Borsellino a conclusione con la concessione degli ambiti premi Empedocle. Appuntamento fondamentale per quello che vedo per la vita agrigentina. Comandante, oggi le viene conferito questo premio Empedocle. Questo riconoscimento lo considero tributato non al colonnello Giovanni Pellegrino, bensì al comando provinciale di Agrigento, perché è frutto di tanti sacrifici dei carabinieri di tutta la provincia di Agrigento, che dedicano ogni energia per cercare di aumentare quel livello di sicurezza percepita da parte della gente. Sono stati citati numerosi filoni che vengono seguiti dall'Arma dei Carabinieri, e questo effettivamente è il frutto di una strategia sia di prevenzione che di contrasto. Mi sento molto onorato di ricevere questo prestigioso premio. Ero già stato qualche anno fa qua, ho contribuito ai vari simposi, adesso sono felice di essere qua assieme a voi e di ricevere questo ambitissimo premio. Farò poi una Lectio Magistralis e spiegherò durante quel mio intervento le mie attività, diciamo, in funzione dei giusti, delle brave persone in generale. Io questo premio non lo merito io, ma lo meritano tutti quelli che sono morti nel mare e nel deserto, tutti i profughi. Questo premio è dedicato da parte mia a loro. Il messaggio parte da questa città con questo evento? Messaggio d'amore, di accoglienza e di integrazione. Questo è lampante, si vede in tutte le persone e in tutte le cose che si fanno con amore e con dedizione. Io ci credo che dalla Sicilia in genere parte tutto l'amore e l'accoglienza per l'emigrato, perché abbraccia tutto questo. Io l'ho vissuto in Lampedusa e lo vivo anche ad Agrigento, che grazie ai siciliani che hanno un cuore grande e un amore grande. È una realtà che conoscevo già da tempo, è un valore aggiunto per la terra di Sicilia. E peraltro il riconoscimento che mi viene oggi consegnato è in onore di Paolo Borsellino, quindi io sono doppiamente onorato, e per essere in questa terra speciale e per avere un titolo, un premio intestato a una persona meravigliosa che ha illuminato la nostra terra. I giusti sono i giusti che ci sono nel nostro cuore. Giusti possono essere tutti, i giusti che sono onorati in questo giardino fenomenale che è stato creato qui sono quelli che sono diventati i padri della patria. Sostanzialmente a Borsellino, a Guazelli, a tutti coloro che sono ricordati qui, sono coloro che devono dirigere l'etica di questo paese.
e non soltanto nei nostri giorni ma nei giorni futuri soprattutto, quindi è ciò che sostiene la nostra storia e che rinfranca in termini di speranza per il nostro futuro. Penso che in questo momento che le migrazioni sono un fenomeno globale è importante mettere in rilievo l'aspetto positivo di questo fenomeno e l'occasione è data da questa bella tradizione di premiare attraverso l'organizzazione qui di Agrigento alcune persone che si sono impegnate per tutta la vita a servizio di questo fenomeno delle migrazioni. Bene, oggi siamo quasi alla fase conclusiva della manifestazione che oggi vede nel premio di Empedocle la sua esplosione da un punto di vista di messaggio culturale. Oggi vengono, sulla base di studi che si sono fatti, vengono premiati gli uomini che nel campo della cultura o nel campo di scienze sociali o nel campo umanitario hanno rappresentato e rappresentano quel filone di bene che coinvolge gli uomini del mondo e che ci rende sempre più grandi rispetto al nostro futuro. Sono molto grato, dipende dal fatto che ad Agrigento sono venuto in molte occasioni, molte volte, soprattutto naturalmente per l'Accademia di Studi Mediterranei, ormai da 30 anni, ma anche per gli studi pirandelliani. Ho tenuto una conferenza e pubblicato alcune cose e poi ho dato, come dire, il mio appoggio per Agrigento capitale della cultura europea. Parte da Agrigento questo messaggio verso chi si è sacrificato? Speriamo che Agrigento, sentendo tante voci e vivendo certi momenti, prenda coscienza davvero di essere una città importante, la più bella città tra gli uomini, diceva Pindaro. L'importante è che noi agrigentini ci crediamo e ci preoccupiamo di mantenerla bella. Se queste manifestazioni giovano a questo, credo anche chi non è presente si sentirà spinto ad amare di più questa città. Oggi sigliamo il gemellaggio tra l'Accademia Bonifaciana Onlus di Anagni e l'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento, grazie anche alla proposta del nostro Presidente del Comitato Scientifico, Monsignor Enrico Dal Covolo, che come sappiamo è anche da diversi anni un collaboratore della signora Assunta Gallo, che gentilmente ha invitato me e alcuni rappresentanti dell'Accademia a presenziare all'evento di oggi. Noi firmeremo questo attestato di gemellaggio, di questo patto di amicizia, perché tante finalità sono comuni alle nostre, e quindi questo è solo l'inizio di una serie di impegni e di manifestazioni culturali e sociali che faremo anche di comune accordo insieme, sempre per diffondere, come dice il nostro motto, una cultura della pace e una cultura di armonia tra i popoli, specialmente quelli mediterranei, di cui l'Accademia Agrigentina ne è promotrice.